Oggi è una giornata importante contro la violenza alle donne, anche voi con un qualificato parterre avete deciso di dare il vostro contributo, Presidente. Ma come ogni anno, anche quest'anno non potevamo esimerci dal dare il nostro contributo rispetto al tema che riguarda sempre più da vicino anche il nostro territorio. Abbiamo appreso dalle cronache che ogni 2 giorni vi è in Sicilia un caso di violenza sulle donne. Di conseguenza il tema va affrontato, va discusso soprattutto tra i giovani nel liceo classico Belgrado, che ringrazio per la disponibilità, alle ragazze di oggi che avranno modo di ascoltare i relatori importanti che abbiamo ospitato, ma soprattutto a queste ragazze verrà dato al termine del convegno nelle prossime giornate. Abbiamo offerto la possibilità di seguire un corso di autodifesa con il maestro di karate Kyokushinkai, perché anche lì abbiamo appreso dalle cronache che Giulia si è difesa per 22 minuti, quindi l'importanza della difesa crediamo sia importante quando ci si trova a tu per tu con l'aggressore, quindi è importante che sappiano come difendersi, e per questo abbiamo donato anche questa opportunità di conoscenza ai ragazzi. Avvocato Gaziano, oggi giornata contro la violenza alle donne, lei presente a questa iniziativa, ecco, cosa dire sulla manifestazione e cosa dirà ai ragazzi presenti oggi? Che è un problema di natura patologica della società e che presenta 3 sfaccettature particolari. Uno di natura culturale, quindi frutto della nostra cultura che nei secoli abbiamo seguito. L'altro problema politico-sociale, cioè ricercare le soluzioni, e infine le soluzioni giudiziarie, che è in ultima, che è quella che affronta purtroppo le patologie quando già si sono verificate, cioè quando già i fatti sono avvenuti. Allora bisognerebbe agire molto meglio in via preventiva, sviluppando tecniche di prevenzione particolare che si attagliano al fenomeno, perché di fenomeno si tratta. Per fare questo è necessario una unità di intenti da parte di tutte le forze politiche, perché su questo terreno non ci si può dividere, bisogna trovare su questo terreno lo spirito della Costituzione, che era quello di uscire da una dittatura per arrivare alla democrazia attraverso l'unità, al di là delle proprie ideologie. Si auspica una maggiore presenza delle famiglie, ecco, la figura della mamma nella famiglia. La famiglia è al centro dell'educazione, della crescita di tutto, tant'è che l'articolo 29 della Costituzione pone al centro il problema la famiglia come centro sociale, come società naturale utile alla crescita integrale dell'uomo, e quindi uomo inteso come maschio e femmina. Il codice rosso interviene poi anche su fattispecie nuove, crea anche delle fattispecie nuove, che sono la deturpazione del volto mediante lesioni personali. Ci ricordiamo la Miss Italia di qualche anno fa, Jessica Notaro, che è stata sfregiata dall'ex partner che non accettava la fine del rapporto sentimentale con l'acido, no? Non che in passato queste condotte non venissero punite, lo erano con la fattispecie più generica della lesione personale. Adesso invece c'è una disciplina ad hoc. La costrizione o induzione al matrimonio con pene aggravate nel caso in cui si tratti di minori. Ci ricordiamo Saman Abbas, la ragazza pakistana che è stata uccisa dal padre e dal cugino perché non voleva accettare di sposare il cugino pakistano e voleva vivere come un occidentale. Benissimo, e questo si ricollega al discorso che facevo poco fa. Nella maggior parte dei casi la vittima conosce l'assassino, ok? E poi c'è il revenge porn. Il revenge porn consiste nella divulgazione di immagini e di video con contenuti sessualmente espliciti senza il consenso della persona ritratta, ok? Chi commette questo delitto? Non soltanto la persona che per la prima volta inoltra l'immagine o inoltra il video, ma anche chi, avendolo ricevuto, a sua volta lo ritrasmette. Per cui attenzione, perché è un delitto punibile con una pena della reclusione, mi pare, fino a 14 anni, e quindi una pena importante. Cerchiamo di dare un peso alle cose che facciamo, non tutto dietro la rete ha una giustificazione.
Non pensiamo di essere coperti dai profili fake, perché poi nel momento in cui vengono sporte le querele, i profili fake viene attribuita una paternità, un'identità ben precisa. Non è tutto consentito dietro la tastiera. Ci sono donne, ci sono ragazze che si sono uccise per la vergogna di vedere violata la propria sfera intima e sessuale e mandata in rete e conosciuta così da tutti. Quindi quando si riceve un video del genere non soltanto non bisogna reinoltrarlo, ma bisogna avere anche la capacità, la forza e il coraggio di recarsi dagli organi di polizia e denunciare il fatto, perché sono situazioni gravissime, sono delle forme di violenza psicologica così forte che possono portare la vittima a commettere atti estremi.